21 aprile ho parcheggiato a Arsier, salirò a Colperer e prenderò la strada per Lamont e quindi ritornerò a Arsier. La bella piazza di Arsier. Ecco che mi sto lasciando alle spalle il paese di Mellame a 480 metri circa. Eccomi giunto al paesello di Rivai a circa 480 metri. Bella borgata vecchia di una volta. Giovanna, guarda questa Madonnina che dedico questa ripresa a te e alla mia mamma. Guarda che spettacolo. Con un altro pezzo di strada che sale verso Colperer, molto bella, bello anche in moto sto giro, e traffico zero anche perché è sabato, è molto bella, una salita giusta, pedalabile bene. Eccomi all'ingresso di Colperer, frazione di Arsier. Sono già a buon punto rispetto alla quota massima che raggiungerò oggi. Eccomi qui al bivio, alla piazzetta bivio di Colperer. Che bella casetta delle ferie, io dovrò salire di là. Ecco un altro pezzo di strada dopo Colperer. Ditemi che non è bella sta stradina in mezzo ai boschi, guarda che meraviglia, temperatura perfetta, si sta benissimo in canottiera. Ecco qua una bella visuale di Colperer da circa 1200 metri. Eccomi giunto a quasi 1300 metri. Sono al limite della foresta. All'altitudine dove anche le conifere non crescono. Guarda che come si snoda sta strada bellissima. Eccomi arrivato in quota. Maiga Celado, su di qua però è chiusa ancora. Sono a 1300 metri, una bella salitina. Guarda che bella lama con vista sulle Alpi Feltrine. Ecco qua, guarda che vedutina, guarda che meraviglia.
ripreso, spero di aver ripreso il profilo, che è la parte più bella del panorama. Comunque sono a quota 1300 e per la cronaca ho ancora 8 tacche su 10. Fatto qualche bel tratto senza il motore comunque. Guarda che meraviglia del posto. Questa dovrebbe essere la Malga Col di Niela. Potrebbe andare a visitare il Forte Leone, dovrebbe essere interessante, ma non fa parte del metri 1800. Mi incuriosisce troppo sto itinerario a Forte Leone e quindi ho deciso di andare. Ecco un pezzetto di strada che conduce al Forte Leone. C'è un profumo di pino che ti apre e spalanca i polmoni. Questo è il bello della bici elettrica, il peso specifico. Andiamo a vedere. Non finirò mai di decantare la qualità del walking della mia Specialized Livo, perché è veramente funzionale, molto più del Yamaha e del Bosch. Guarda che bella questa lama, ci sono anche i pesci, i ranocchi. Un'altra bella veduta dalla strada che conduce al Forte Leone. Ecco che sto arrivando al Forte Leone. Come potete vedere, la struttura è ancora abbastanza integra, sembrerebbe. Eccolo qua, bellissimo. Il Forte Leone di Cima Campo venne costruito nel 1906, tra il 1906 e il 1912 sotto la direzione dell'ingegnere maggiore Antonio Dal Fabbro di Sedico, come parte della linea di difesa Brenta-Cismò. Il forte era armato da 6 pezzi Armstrong 149-35 sotto cupole, 8 pezzi 75-27, 5 mitragliatrici in casamatta e 6 in torrette a comparsa. Le vicende storiche che riguardano il Forte Leone iniziarono solo dopo la rotta di Caporetto, quando il generale Cadorna affidò al battaglione alpino Monte Pavione, comandato dal maggiore Roberto Olmi, il compito di proteggere la ritirata delle truppe italiane provenienti dal fronte montano, fino al passaggio del complesso fortificato di Primolano. Il giorno 12 novembre 1917, tra le ore 7 e le ore 8, cominciò l'attacco avvolgente al forte.
L'avvicinamento risultò difficoltoso a sud-ovest, il pendio era molto erto e roccioso ad ovest, all'interno del fitto bosco. Le truppe italiane sparavano all'impazzata. Dopo i primi momenti di stallo e di difficoltà segnati anche dalla stanchezza delle truppe austriache da giorni impegnati in estenuanti marce, l'assalto riprese. L'attacco finale fu guidato dal capitano Berkic, nonostante poco prima avesse ricevuto l'ordine di arrestarsi sulle posizioni conquistate fino ad allora. Ormai il forte era completamente accerchiato e Dolmi alle 16 ordinò alle sue truppe di abbandonare le trincee esterne e rifugiarsi all'interno della fortezza. Alle 17 arrivò la telefonata che le truppe italiane da tutta la giornata aspettavano. Le truppe in ritirata erano al sicuro, il forte poteva essere abbandonato e fatto saltare. Mestamente Olmi rispose che ormai era troppo tardi, ma comunque era felice che il loro sacrificio fosse stato utile. Come ultima strenua difesa, comandante inventò uno stratagemma. Alcuni soldati avrebbero lanciato dalle torrette le ultime granate rimaste, mentre gli alpini abili avrebbero girato il cappello in modo da portare la penna nera sul davanti. Forse potevano in questo modo scappare simulando il pennacchio dei Kaiserschützen. Gli austriaci si accorsero dell'inganno e spararono sulla colonna di fuggitivi. Solo una ventina riuscì a scappare, mentre tutta la guarnigione fu fatta prigioniera. Il forte agli occhi degli austriaci si rivelò integro, tuttavia le torrette blindate erano disarmate ed i cannoni puntati sulla valle altro non erano che tronchi d'abete verniciati di nero. Tutto era pronto, inoltre, per essere fatto saltare. Le casematte erano già provviste di collegamenti per la detonazione. L'assalto improvviso delle truppe austro-ungariche impedì tutto ciò. Al comandante Olmi vennero concessi gli onori delle armi in merito alla strenua difesa del forte. Esso poté portare la sua pistola d'ordinanza fino al campo di prigionia. Guarda che roba, ti. Certo che saltare da sta parte qua, guarda, con tutte le feritoie a strombo. Purtroppo non si può accedere oltre a questo punto, comunque ci si rende un po' conto della struttura fortificata. Eccolo qua. Sto seguendo questa stradina, dovrebbe condurmi alla Maliga di Campo. Guarda che meraviglia che lei sta collina, sto altipiano, che viste, che vedute. Guarda che roba. Guarda quanti crocchi, guarda. Veramente un giro stupendo, ho fatto benissimo a fare questa deviazione per il Forte Leone. Guarda che meraviglia sto bravo, guarda che roba. Mamma mia, a momenti mi perdevo sta roba qua. Mai. No. Giù in fondo la Valsugana, tutto il gruppo del Lago Rai e poi la Valle di San Martino.
pochettino, però non so di preciso quali siano. Guarda sta strada, che meraviglia, guarda così, mi perdevo momenti, guarda che roba. Guarda. Troppo bello, incredibile, bellissimo. Guarda che roba. Quella che ho appena passato era la Malga Campo, invece questa è la Malga Cima di Campo. Speriamo sia aperta perché sono tutte chiuse ancora. Salame nostrano della Malga di Cima di Campo. Saremo a 1300 metri. Speciale. Se è questa la strada che farò o quella laggiù in fondo, credo forse. Quella che mi ha spiegato l'amico Malgaro, un'alternativa. Ecco. Io devio per Arina Lamont anziché andare giù per Castello Tesino. Seguo il consiglio dell'amico Malgaro. Ecco un tratto di strada che scende ad Arina. Dopo circa 1,5 km di asfalto è diventata di bianca, bella, in mezzo ai boschi. Come in arrivo a Arina, credo. Signora, buongiorno, io è Arina questo, vero? Sì, sì.
Dopo mi Panasò sono statai che va dopo la sua Lamon lo ha su in parte, va dritto per qua. Sì, sì. Sono giusto? Sì, te vado dopo te ciappe quella lassù, te vado dopo qua, te va dentro. No, io che torno indietro. No, No, ma vai per qua e dopo. per qua, dopo te giri a Sinistra? sinistra, qua dentro qua. Sì. E dopo te rientro su Su questa. qui a che andiamo sopra te. Sì, sì. Grazie. E dopo te va diretto. Grazie, saluti. Ciao. Buongiorno. Quello lassù, quel paese lassù è Lamon, la patria del famoso fagiolo DOP di Lamon. Certo che per riprovare un giorno andare lassù, magari in moto. L'unica mezzo motorizzato che ho trovato è stato quel furgoncino a Rina di pasta. Una giornata meravigliosa. La viglia di Torrente, se non mi voglio andare giù a fare un pediluvio, un ramo del lago del Senalga. Qui è l'incrocio che a sinistra si va a Lamon. Eccolo là, guarda. Ecco qui sotto la statale del Passo Rocca. Della galleria e io la schivo prendendo questa stradina, per fortuna. Un tratto della stradina che corre parallela alla galleria. Bella. Chiusa il traffico naturalmente, eccetto che per le bici. Guarda che bella cascatella che ho alle spalle. Purtroppo non posso raggiungerla, se no farei un risciacco al cervello. Ecco qua il fiume Cismon. E sto arrivando, percorrendo questa bella stradina, sto tornando alla macchina ad Arcier. È stata una giornata indimenticabile, bellissima, stupenda, un giro meraviglioso, non impegnativo, ma bello, bello, bello. Ed eccomi di ritorno alla mia bella macchinetta ad Arcier, felice e contento.